Le strade di Piero Luparello e Marco Zambuto si ricongiungono. Il medico ed il sindaco uscente di Agrigento nuovamente insieme. Il ritrovato feeling politico suggellato da due lettere. Alle scuse di Zambuto e alla richiesta di ritrovare entusiasmo e sostenere il nuovo progetto per il bene della città, l'ex vice sindaco risponde sì, apprezzando i toni e l'umiltà di Zambuto di riconoscere alcuni errori fatti in questi anni, seppur giustificati, sostiene Luparello, dalla necessità di trovare adeguate soluzioni ai gravi problemi che affliggono Agrigento. Alla luce di quanto sta avvenendo in questo avvio di campagna elettorale, il professionista ed ex segretario cittadino del Partito Democratico ritiene sia arrivato il momento di chiudere una fase politica ed aprirne una nuova in cui l'amministrazione comunale, i partiti e la politica sappiano cogliere il vento nuovo. Per Luparello occorre lasciarsi alle spalle la politica dei rancori e dei veleni e innalzare quella del dialogo costruttivo e della partecipazione. Il sindaco Zambuto ha fatto alcuni errori, ma va a suo merito l'aver amministrato onestamente ed oggi più che mai, rimarca Luparello, questo è il primo discrimine tra buona e cattiva politica. Alla mancanza di un'effettiva alternativa, ma solo ambigue e deboli prese di posizione, quella dell'attuale sindaco è concretamente l'unica candidatura realmente civica. Ecco perché, al comodo disimpegno, afferma Luparello, scelgo di lavorare insieme. Un'adesione al progetto di Marco Zambuto apprezzata dal leader del Patto per il Territorio, Piero Macedonio. Quando una partesana decide una scelta di questo genere, credo che debba fare piacere, si debba essere orgogliosi, e vuol dire che è una conferma al messaggio che Zambuto dà per chiedere il rinnovo della carica agli altri 5 anni, c'è più credibilità su di lui e convalida che il Patto per il Territorio, che da mesi ha sponsorizzato e sposato la causa di Zambuto, ha scelto anche bene. Luparello è un medico, Luparello è un uomo che dedica più di 18 ore al giorno, 16 ore al giorno alla professione, ed è una professione che è fatta di amore e di disponibilità. Luparello, come altri, è allegato e affezionato alla città, e chi meglio di me non lo può capire, perché è da 30 anni che io cerco di fare questo. E quando lui ha cambiato, ha fatto dei passaggi, certamente una cosa è sicura: il primo che dice che lo ha fatto per le poltrone è mendace ed è in malafede, perché Luparello ha lasciato cariche. Uno che lascia cariche per trasferirsi altrove è che sta subendo dei passaggi ideologici, non certamente dietro alle poltrone. Quindi il primo idiota che dirà che Luparello fa i passaggi per le poltrone è in malafede. Luparello ha sempre abbandonato poltrone per seguire la sua ideologia di giustezza, in quello che lui crede. Quindi è sempre in buona fede, ha fatto dei percorsi e la vita è fatta di percorsi, e le maturazioni, il ritornare indietro, il ricredersi è frutto di intelligenza e di serietà, non di debolezza. E nel frattempo potrebbe essere Mariella Lobello, il candidato sindaco della coalizione Partito Democratico, Movimento per l'Autonomia, Future Libertà e Alleanza per l'Italia. Il segretario provinciale della CGIL di Agrigento sta valutando la proposta, ma vuol prima sentire il sindacato. La stimiamo